ad imparare anche lui. Ecco, buonasera a tutti e si arriva alla terza puntata della trasmissione su Otto d'Angelo, le stagioni di Otto, e all'ultima puntata si arriva al mese di settembre, la che viene abbagliata dalla Svizzera e dalla UE. Come il mese di ottobre con la Blave e quindi la segna per aule all'amico Tard. Allora, buonasera anche di bande a me. E vin questo quadro di Otto che come non si fa in iodi, è un quadro che di persone si avonda numerose, se io dico, no? Praticamente è la gente che acchiappa su blave, è il momento di misdì, quando si mole un po', che per gustare. È arrivate di chiese che femmine da là, che io dico, è arrivate di chiese col pignat di alluminio con il minestrone, con la sport dal pan, dalla polente, dal formaggio e dal salame. E chi davanti sono gli uomini che sentano sui bars della mangiatura o sul rival, come che sono le femmine, sono lì che agostino. Io dico che era bisogno di perché questa immagine è tanto lontana dalla raccolta della blava di UE. UE 20 trebions, che praticamente in turnore sono buoni di farsi più di un ettaro di blave. In che volte per farsi un chiampù di blave voleva tante inte e anche tante pazienze. Ecco, io vedete il quadro, no? C'è che a risalte in prim plan sono che due scoce che vedete, no? Una di arancione e una scura. Ecco, il significato di queste due scoce lì. Allora, le due cocce che io dico inquadrati, una è arancione e l'altra è sul verde scuro. E sapete che questa produzione, potremmo chiamarlo anche ortaggio, ma insomma, al vento dall'America perché non lo avevano, è arrivato dopo la scoperta di Colombo. Allora, la differenza è che verde era adoperata per mangiare. Per mangiare è di chi si tagliava, poi si metteva a bollire e si faceva il giuff, no? Per che era avonde ricercate i frutti sabonoris prima di la scuola. Invece che arancione o veniva adoperata a fetti per dare ai porcis, o se no, ecco, chi entra anche in una sorta di modernità, veniva adoperata per fare le muses e cerobese, come si domandava, è la famosa cocce di Halloween. Ma allora c'è la storia. Ma l'hanno copiata dagli americani o gli americani hanno copiato dai furlans? È esattamente questa ultima seconda ipotesi. Per via che no, che viene a una certa età, no, Gianda, e qualche rinflusso si faceva le cocce. Li chiappavano e ritagliavano voi il naso e la bocca e poi per lavoro un bel quadrato per fargli entrare la candela e poi la appoggiavano sui murs lì dalle chiese scontadini per far paura a qualcuno. I stinfe velando dal 1950. L'americanata quanto è arrivata? È arrivata ieri l'altro. Allora chi la storia si fa un po' più lunghiotta, però io direi se viene l'occasione per spiegarmi oggi che di chi è arrivata poi a finire in America. Un'altra roba di specificare, se la regia mi manda l'immagine del quadro, e vi in prim plan lì anche a ciampe dalle cocis due sesulis, non so se li avete marcati, notati. Una è piccola, che è normale, che si doprava e che si dopre per formento, e che altra invece ha un 30-40 cm di più.
Anche qui una conferma dalle particolari che Otto al voleva dare a tutti imprese. Ma c'è anche differenze. Allora, che piccole si dovrebbe per tagliare batti sotto calere, invece che grande si dovrebbe per tagliare le gambe della blave, che dopo si poteva partire, dopo di lì aveva un po' di panole, che dopo si buttava sul chiaro e si partiva a chiesa a scartossare. Che l'unghie evitava di sbassarsi masse per poter tagliare le gambe e sotto restava c'è che per fulano si dice clari, i clari è difficile di voltarlo per italiano perché aveva voltato con un moncone di gambo di mais. Ecco, una roba bisogna dire, viene tagliata dal moncone, no? Oppure dal clari, però bisogna ricordarsi anche di un'altra roba che ha le caratteristiche della campagna di Furlane, dopo vedi tagliate la blave. Erano le famose tamosces, perché come le tamosce, i giovani di voi non sanno di che è, ma si vedono queste forme di capanne, no? Tipo tendes indianes, no? Aveva una forma. Ecco, la tamosce ci aveva di servire dopo. Allora, i bals della blave tagliati spartiere chiavas dopo la gamba chiavare della panole, avevano le as, fasci in sostanza, dai balzui, e dopo li mettusi in pis, un culato una trentina a mo' di tende indiane, e cuviers per assadun, e lì, ecco, io dico, la un somp, dalla seconda parte, dal sfondo al quadri, e lì restava fin mai che accoventava, perché non si poteva portare a casa tutte noi la mangiatura, no? Gli chianis. E lì, per ordine che accoventava, si lava i chiolis, si partiva a casa, e tal tacce mangiature, dopo si tacciava a tox lungs, che si io chiamò in qualche giardino, fuori di qualche villa per il Friuli, e lì si buttava dopo sotto come niente per le bestie. Ecco, però riguardisi, noi quando erano giovani, la tamose si lava anche a giocare, quando si era flus, si lava a giocare per i chiams e si doprava come, che a volte lava di moda i western, no? I cowboy indiani, e noi quando era in flus si lava a giocare e si lava a tapponarsi dentro la tamose. Non dome, se tu ti ricordi bene, quando era il fogoron, no? E dall'Epifania, di solito, si dava anche a rubare qualche tamoscia per mettere dopo dal fogoron, quindi a stare attenti ai contadini anche in quel periodo lì. Tu lo conti perché qualche contadino ti ha corretto da voi. Appunto, sì. Ti ha corretto da voi perché in effetti si partiva via di mangiare alle bestie dalla stalla. Ecco, io dico il prossimo quadri che sia al mese di novembre, e qui viene un quadri, c'è quadri, in sostanza, viene finiti i lavori, alle stazzamenate il guardi e il formento, allora i contadini si potevano permettersi qualche momento di polse. Qui viene un'immagine che non è che di una serata normale, è che poi dal sabato e dalla domenica, per via che intanto della settimana non l'avevano fuori, ecco. Invece il sabato e la domenica era più facile che a gli uomini. Io dico anche lì, allora, il tavolone ben di lempence, dopo viene che bevono il tagliotto, ma si fa scarso che gli uomini lì sono anche con la voce verde, e viene anche che si rotta a ciampe lì che hanno la mano slargata. Allora, hanno la voce verde perché sono da lavoro a cantare, e i nostri amici che suonano le armoniche. Ecco. Era in momenti di allegria, che arriva in chiamo visarsi, si sentiva in spesso il sabato e domenica in tale ostaris furlanis, era in manco il diversivo, era in manco il divertimento, e bastava poco in sostanza per gli ultimi momenti di polse, di pace. Insomma, viene inquadrato il chiavedale, insomma, i due vieri lì che si fanno la fumata e viene un po' di fuoco appena cenato, piazza sotto, alle che era il riscaldamento da un'osteria di una volta. Ecco, io dico quadri però risalta anche una figura femminile, una giovane, no?
se non sbagli, la Camarelle, no? Che sarebbe la cameriera di Comò, che naturalmente non vanno a togliere studi come che di Comò, no? Con le gambe sparate, ha un costume furlan e ha anche, mi pare, i scarpezzi. Posso contare un po' appunto anche queste figure? Allora, tornando sulla denominazione, Camarelle, dalla Nestis Bandis, dal Bandis dal Guristan alla Clamares in Kellere, che è una parola che diviene dal tedesco Kellnering, e dopo la stessa parola viene dal latino originaria, che è il cellarium, che è la cantina, insomma, che è detto alle cantine. I scarpes erano da sdoglie di spessore di tessuto di tele, no? Così bene, e dopo anche mettuto sotto una sorta di rinforcimento o di gomme o di altri materiali poi pensi. Avveniva così, parzore, c'è che noi chiamiamo in italiano la tomaia, per fulan il schiappin, all'era di veluto e insciorato qualche volta di qualche bella immagine di stelle alpine o di qualche flor. All'è il costume caratteristico che tu hai menzionato dai nostri gruppi di danzarini furlans, che io dico che sono sempre coi scarpes, noi diciamo, forse in chiaro dopo anche il termine staffes. Ecco, come possiamo passare all'ultimo mese dall'anno, dicembre, e io dico che appunto una volta, ecco, in chiesa, in famiglia, e io dico la polente. Allora qui, non potevo non finire, ma anche parotto il quadri, dite giusto, rappresenta la famiglia, sossere, quando è finito di lavorare si chiatano in tavola. Anche questo è un quadro che dà il messaggio di chi c'è genere. A mancula a cena si chiatano tutti insieme. Succede al UE, con tutta la modernità che viene, mi pare che viene qualche perplessità. Anche qui viene in tanti particolari, no? Viene il fruttin che ha dato in mano anche lui, ad ogni, la lui ha nuta in mano, dopo non può mangiare perché se non aveva in tante scelte, allora la terrina con radic. E la bruta sarebbe che sciore da vorli, la bruta è il termine che questo praticamente furlan corretto, ormai è stata superata dalla forma italiana megnore, invece il papà che è arrivato dal lavoro dalla stale col frutto che è ore di cena. Ecco, io dico da voi i spoler, no? Non poi, ecco, è importante anche qui dal contesto della cucina furlane. E non è poi il focolare, ma io dico i spoler. Eh sì, anche questo è interessante, perché il spoler è l'evoluzione dal focolare, dove che aveva il focolare talmiece, in sostanza, fatte di modon e per ora era il fuoco, per ora il madons era una sorta di pietra, che era la pietra focolare in sostanza, dove che si poteva fare fuoco, dopo era il chiavedale, però alla fine dal Vozent questa sorta di focolare arriva dall'Austria e viene doprata in Friuli, è rappresentativa anche delle case furlane. Ha caratteri ben specifici perché il fuoco non era come sul focolare libar di Corla che voleva, era incanalato come che io dico lì, una sportella dove che io dico era un bel fuoco vivo, io dico, per la quale il fuoco era economizzato, non si perdeva, e difatti la parola spoler addiviene proprio dal tedesco sparherd, vuol dire focolare per sparagnà. Italiano moderno sarebbe la cucina economica. Economica sì perché economizza il fuoco. Per via che io lì aveva due serie di semplici, dove che una serie più grande si metteva i pignassi più grandi e che si banda di fersarutis. In più, a dritta io dico anche, Otto aveva il so chiaramente i voli, era la vase palaghe chialde, io penso di ram. Da ora era tutto che roba che era la cucina furlane, il fil tirato su spoler, dove si metteva sui alc,
sulla canna, dopo lavora una sorta lì a Ciampe di cassalute, dove che veniva tutto il sal, a Ciampe in Chiemò il J, dove che capitava si poteva avere una sorta di pan. Ecco, dal J, ecco in particolare, proprio il J hanno sviluppato un po' anche a discorso alla blava di prima, cioè noi chi io dico dal J, dai caroi, a manco chiamare così, e i caroi aderivi sempre dalla blava, ecco, e la funzione anche appunto dal carol, che beve... Allora sì, che toc di quadri che a Ciampe, non si faceva sulla cassella dei Lens, dalla Fantateri, dalla Brut, a lei la cassella dei Lens, lì si fa donde si ha proprio accennato il clari della blave, che avevi menzionato prima che si partiva in casa per piare il fuoco e per aiutare. Invece il J che tu dici tu, lei proprio da Ciampa in basso, lì a son tu esclamassi caroi. Italiano sarebbe tutolo, ma il tutolo è la parola italiana che ha poi traduzione per Furlan. Dalle mie bande lo chiamano chianoi, curundus, chianasons, panoglas, e viene avanti. Insomma là deve una 25 a manco un mos di traduzione. Io però penso che come che vi intaccato, analizzando e commentando questo quadri, io vorrei focalizzare anche buone volte sul primo plan, sì. la polente. E noi potuto fare di manco di pensare a ciò che era la polente per padre David Maria Turoldo. E allora il è un toccot, perché i podindi che 8 sicuramente poi, ma anche padre David all'era Furlan, anche se l'ha fatta la sua vita la plupart fuori da Friuli, ma la sua anima era stata furlata e si ne accorgeremo di questi operaulis. Al favore dagli panolis quando padre David di frutto, alle che pave su, anche quando era in dilat, e li scoglievano sui boris, no? Dopo se li svise, padre Davide quando li portava a casa per scortosà, che si vise dal pare ublave che si metteva tali mans, si parnò, farsi venire visiso o per si metteva un fazzoletto. E poi di tutto, e poi ancora pannocchie. Finalmente diventavano farina dei nostri antichi mulini tuttora di pietra. E finalmente la polenta. Tutto il paese la sera, dolcissimo odore di polenta appena rovesciata sul tagliere, ed era finalmente il richiamo per cui noi lasciavamo di giocare a Muduk e a bandiera sulla piazza. E la mamma non faceva più fatica a chiamarci perché una voce, quella dell'appetito, ci portava a casa tutti come rondoni. Polenta mia, guai se qualcuno parlerà male di te. Io non ho mai conosciuto il pane. A casa il pane lo mangiava soltanto chi si ammalava, ma era un caso raro. E poi tanto poco da fare appena la panade. Ma la polenta, cosa nascondevi dentro la tua sostanza per farci crescere tutti così grandi, in fretta? Tutti noi fratelli, alti come gambe di grano turco, forti, instancabili, più degli altri, mai una malattia che ci abbia minati. E ancora ragazzi, come il piccone d'inverno a estirpare i ceppi perché il focolare fosse sempre caldo. Mattina, latte e polenta. Mezzogiorno, minestra e polenta. La sera, radicchio, argelut e ancora polenta. E anzi, nei giorni duri, di magra, io ricordo mio padre che tagliava 2 fette della piccola montagna d'oro e me ne metteva una per mano e mi diceva, ecco, una la chiamerai polenta e l'altra formaggio. E io che ci credevo,
e addentavo ora da una mano, ora dall'altra, fingendo di mangiare polenta e formaggio. E gli amici, quelli delle poche famiglie ricche del paese, mi prendevano in giro, mi insultavano, io piangevo, eppure non potevo pensare male della polenta, non potevo dir male di mio padre. Ecco, questi le parole di padre David, che sicuramente era in condividudis di Otto, per via che anche Otto alla partita dalla sua infanzia un po' di miserie, lui non era neanche lui proprietario come fa me, a scognive e la scognucchia per su e là in tal foresta a fare l'emigrante, no? E mi pare che sia la conclusione dall'anno, no? Gian Daniele, Esatto. perché in sostanza l'ho vincerat con il plat dal lavoro della fadia dei furlani. Ecco, diciamo che la polenta è un po' il simbolo del Friuli e con questo noi salutiamo, ma ricordiamo anche in conclusione le cantine di Rauchet che ci hanno dato un aiuto per questa trasmissione e ricordiamo anche che la prossima puntata, la quarta, sarà l'ultima e avremo due ospiti che non diciamo che sono, sarà una sorpresa e quindi vi invitiamo a sentirnos, a tornare a sentirnos a Vina Scalvegno. Buonasera a tutti, mandi. Mandi, anche di bande me.